Bella raga, sono tutti al comandante veneziano. Prima di partire con questo estratto della live dell'altro giorno su PS con lo zoccolo duro, voglio fare un commentino. Non è stata tanto una live epica, è stato un momento di puro vaneggio. E ragazzi, niente, visto che le live adesso sono su Twitch, se volete, ragazzi, c'è il link sotto questo video in descrizione. Se avete voglia e piacere di seguire il Cume, potete venire su Twitch e seguirmi con un bel cuoricino per il Cume e così tutti quanti, ragazzi, che sapete se, come si dice, se seguite le live, se commentate, supportate, tutti possono entrare nella squadra e dopo nel mio gruppo privato di Telegram e Discord. Quindi ragazzi, se avete voglia, veramente ci tengo, seguitemi su Twitch e ci divertiamo veramente a bomba. Adesso parte il video, è un estratto di 20 minuti, adesso non so quanto, perché veramente è stato qualcosa di epico. Possiamo solo dire che Eyman, comunque il grande Polemangai, fondatore dello Zoccolo, è stato il primo abbonato del canale di Twitch, quindi è una leggenda, e il Tudo invece è un nuovo acquisto. Ha deciso di sfidare il Cume a suon di scommesse e soldi e ha perso le scommesse e ha perso i soldi, quindi praticamente si è giocato la casa il Tudo. Il Tudo adesso è un poveraccio perché ha dovuto donare tutto al Comendone. Non riesco neanche a parlare perché sto ancora ridendo nel pensare a quello che è successo, veramente. Un Cume proprio andato. Quindi, raga, ripeto, sotto il video link del mio canale Twitch, chi vuole si può iscrivere, tutti possono partecipare allo zoccolo, basta seguire le live e commentare. Se poi qualcuno vuole donare 3.000 euro, chiaramente meglio. Niente, raga, vi lascio il video e anzi vi lascio anche il link Instagram, che se volete seguire il Cumi invece nelle sue vicissitudini pornografiche perché deve fare un film porno con Guy, visto che Guy è regista e io sono un attore porno, potete seguirmi anche su Instagram, lascio il link anche di Instagram, quindi il link di Twitch, canale Twitch del Cume e il link di Instagram sempre del Cume, dove c'è anche la vita privata, ripeto, dove Eyman mi ha contattato per fare un film art. Raga, vi lascio il video, buon... Dio cantante. Dai, guarda, tu lo facciamo perché te l'ho promesso, però ti metto in coppia con me. 65. Però va bene, dai, perché giochiamo, ci sta. Diciamo che sta partita l'ha presa un po' così. Tanto per gli obiettivi Europa, anche se perdiamo questa, se poi il Cagliari di Gai ci sta di perdere col Cagliari del mio amore Gai. Però cioè, da quando facciamo la prossima, basta ste cagate. Cioè, lo facciamo, se stiamo vincendo possiamo anche farlo, ma così no. Guarda, te lo faccio solo perché... No, no, lo faccio, io le promesse le mantengo. Vediamo. No. Ci diamo sto bonus di sta partita solo perché è l'ultima e ho voglia anche un po' di vaneggiare, dai. Poi il Cagliari di Gai, ripeto, il Cagliari di Gai ci sta anche perdere. Vediamo, io sarei curioso di vedere se dopo il Tudo mantiene quello che... no, vabbè, se dopo il Tudo non mantiene, penso che lo zoccolo lo fa fuori in 10 minuti. Vai Terence. Guarda cosa mi tocca fare, ragazzi. Bravo tu. Oh, Tudo, ragazzi. Terence. Mettila in mezzo. Vai, Cume! Ma dai, che cazzo, Terence. Come il bode centrale. No, aspetta, il bode centrale con tutto il bene che posso volergli anche... Mamma mia. Anche no. Ok. Basta. Amedeo, peccato. Anche 15 giornate. Speriamo di riuscire almeno a pareggiarla. Però serve Amedeo che si dà una svegliata perché a destra... Dai, Amedeo. Vai, Ame. Dai, piccolo Ame. Dai, Ame. Ame, prova il cross. Mamma mia, se segna su assist di Amedeo, cioè viene giù lo stadio. Il Bode. Il Tudo. Il Tudo la dà per terra. Tudo, uomo assist. Il Tudo in aria. Mamma. Vabbè, dai, attenzione! No, non ci credo. Non ci credo! Godo come un porco! Vediamo se il Tudo ha le palle! Vediamo se il Tudo ha le palle adesso! Vediamo se il Tudo ha le palle! Vediamo se il Tudo ha le palle! Vediamo se il Tudo ha le palle! Quanto godo! Quanto godo! Quanto godo! Gol del Tudo! Gol del Tudo!
Toro Tudo, adesso se non sgancia, ragazzi, è fuori dalla squadra per un anno. Uh! Con il gol più beffardo poi. Guarda, guarda, vediamo adesso, aspetta. Oh, come godo! Come godo! Con il Bode ancora in difesa poi. No, vabbè, adesso aspettiamo. Adesso si aspetta. Mamma mia, come godo. Come godo, già è sparito. No, vabbè, fuori da... ciao, se il Tudor non la fa, è fuori per un bel po'. Sgancia, sgancia. Poi che gol. Cioè, con un gol di merda così. Come godo. È sparito. No, Fiori, cioè... Se no, vabbè. No, 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 no. Mamma mia, lo zoccolo ti ammazza, non dovevi farla sta roba. Oddio. Il come Monica per le gode, sì. 1200, ma corrispondono, ma aspetta, ma corrispondono alla cifra? Se bisogna informarci se corrispondono alla cifra. Oddio, come grava gol così poi. Un gol così. Adesso qualcuno deve informarsi se 1200 bit corrispondono ai soldi che deve dare il Tudo. Adesso mi impunto. Sto godendo come un porco perché un gol così non l'ho mai visto. Dio mio. Sto morendo. Mamma mia. Oddio, 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 oddio. Sì, dollari, quello che è, insomma, adesso chi se ne frega dell'euro. Il Tudo, vabbè, dai, dopo, vabbè, dai, diamogli 2500, non corrispondo! Non corrispondono! Non corrispondono! Al Bode, che puttana che è il Bode! Mamma mia, no, sta moneta. Tu. La 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 la. Ah, ok, ok, allora ok, a posto. A posto. Ok, andiamo. Si frega tutti il Tudo. Oh, lasciamo in attacco. Beh, scusa Tudo, a quanto quotiamo la doppietta? Ma sì, tu... Adesso sei i coglioni. No, quest'uomo, io voglio conoscere il Tudo. Cioè il Tudo secondo me è la classica puttanella in calore. Dai, adesso mi devi quotare la doppietta e vittoria. Doppietta e vittoria. Il tubo si salva in zona Cesarini. Comunque, Tudo, nella live ci sarà il titolo Eyman nella leggenda per il primo abbonamento e il Tudo scommettatore corretto. Sì, sì, basta, Money Grabber, anche perché il Bode non lo sa. Però mi sono fatto il regalo di compleanno in anticipo perché ho avuto un'occasione e mi sono preso un orologio da super veramente. Quindi adesso ho bisogno di recuperare. Eh, sì, tutti i soldi spesi per i FIFA Points. Certo. Doppietta 10 euro, ci sto. Aspetta, e doppietta con vittoria però? Con vittoria o senza? Spendiamo il tutto. Boh, dovevo farlo, ormai la passione degli orologi è qualcosa di più di una passione. E niente, mi sono fatto il regalo di compleanno in anticipo, tanto l'avevo messi via. Solo che c'ho il cumero ereditato avido. Ok, vai Tudo, scommessa, vai. Sì, ma come ho segnato, ragazzi? No, vabbè, ma è quello che fa ridere, ragazzi, un gol inutile. Cioè, il gol più inutile della storia. Non vedo l'ora di mettere la clip su YouTube, cioè il video su YouTube. Eyman, no, dai Amedeo. Anche Amedeo, aspetta, anche Amedeo si se ne deve donare, attenzione. Sì, ma poi ho preso boh, una cosa che se la rivendo è un investimento, riprendo i stessi soldi. Te lo farò vedere, ti mando la foto dopo.
Veneziano, porca miseria, peccato. Io non vedo l'ora di vedere il Cumen del Veneziano si è abbonato al Twitch del Bode e il Bode si è abbonato al Twitch del Cumen. Ciao. Vedo l'ora di questa roba. Comunque, indipendentemente dagli abbonamenti, Amazon Prime costicchia, però secondo me merita. Solo per la minata scatola per gli orologi e una scatola portaocchiali. Sono avido, sono Ivo avido, cazzo. Se segno voglio... Aspetta. Attenzione Amedeo, l'assist. Oddio! Il tu! Il tu! Non è fuori gioco! Sull'assist di Amedeo, no! Non svengo, che culo di merda! Il Tudo, che gol! Oddio, 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 oddio. Su assist di Amedeo. Amedeo deve sganciare anche Amedeo adesso. Adesso sgancia anche Amedeo. No, non ci credo, non ci credo. E siamo in vantaggio, guarda che gol! Quanto ha pagato il Cagliari, ma il Cagliari, la squadra di Gai, il Cagliari, la squadra di Gai, vedi, Gai mi ama sempre, cazzo. Oddio, si salvate le clip. Vai Amedeo, dove sei Amedeo? Amedeo, Amedeo. Oddio, grazie Gai, vedi Gai mi fa vincere anche i soldi, Gai, madonna, io me lo mamma mia, andiamo a Bologna, gli offro, no la pizza, gli offro il mio cazzo dentro la pizza. Aspettiamo, e si aspetta. E si aspetta Amedeo, sì, però Amedeo, io voglio vedere anche Amedeo però, perché parlava dell'assist Amedeo Tudo. Dove sei Amedeo? Ma com'è possibile, grande mica? Anche Michelotto, ti ringrazio, veramente grazie. Oddio, mi sento male. Sì, sì, no, no, ci vediamo, ci vediamo. Vediamo magari con la Guidotto, così ne approfittiamo anche per fare una giornata insieme. Ci mangiamo qualcosa, visto che a Bologna praticamente si mangia bene ovunque, sono stato tante volte a Bologna. Ho fatto anche tante, tante cose in luogo pubblico. Vai Tudo, però 100 leggo qua. Attenzione, sono 10 euro come è previsto dal regolamento. Amedeo non lo vedo più. Ah, il crollo di Ame. Il Tudo sta mantenendo bene. Amedeo non si vede. Amedeo non si vede. Però, Bode, controllami tu che sei il mio segretario. Sì, ma 5 volte. E cosa vuol dire? Non è... Ah, vabbè. La miglior live della storia, sì. Ma 5 volte. Ah, ok. Non vedo sta cosa, però se Bode mi dice così mi fido. Sì, veramente è una live che non dovevo neanche fare, ragazzi. Perché sono veramente... Tudo, mancano altri 500. Attenzione, attenzione. Guarda, concorsi doti, è una merda, concorsi doti, guardalo. Ah, ok, ok, 500 di cibi sono 9 euro, dai, va bene così. Diamo lo sconticino a 10 centesimi. Ma sì, ma va tranquillo. No, è pazzesco. Adesso però ci possiamo giocare la tripletta, eh? E... Amedeo, si aspetta Amedeo. Madonna, ma manco il Cagliari, ragazzi. Ma adesso ho visto, Guy, che alla Bologna Centrale non sei più fuori, cioè sei sottoterra praticamente. Amedeo, se ti fai sentire ti metto in attacco. Dai, provochiamo Ame, provochiamo Ame. Tripletta a quanto? Però, Guy, ho visto sta cosa su Bologna Centrale che praticamente sei sottoterra. Come mai hanno fatto sta cosa? Lo so, sì, è veramente un casino. Si aspetta Little Wonder. La meraviglia non si vede. Meraviglia. Oh, dolce meraviglia. Tripletta di Tudor, altri 200 bit. Salvate le clip. Se potete salvatele le clip. Che poi in realtà, adesso non so Tudo,
però non ti conveniva farlo così, era bello anche per il discorso di Heyman, metterle sul Streamlabs, così c'era il traguardo quasi raggiunto di Guy. No, te lo domando, è proprio una mia curiosità questa, Tudo. Amedeo rischia Amedeo di andare fuori squadra per un po'. Però tu rispondimi a questa, a me non cambia niente, però era solo per la cosa bella di vedere il traguardo raggiunto per Guy, o quasi. Sentiamo cosa risponde Tudo che ha sempre una risposta pronta. Palla piena, ma palla piena chissà se è qualcuno che con un nome finto, chissà. Ah, ok, non sapevo che dovevi iscriverti, sinceramente, Tudo. Questa cosa non la sapevo, sinceramente. Attenzione. Attenzione, Michelotto risponde con arroganza. Non devi iscriverti, perdonare. Ma sì, sì, è bello stesso, non è un problema, assolutamente. Era solo una curiosità mia per il discorso della barra. Niente, magari se Amedea non arriva entro 5 minuti, rischia il posto per un bel po' di partite. Ma sì, sto scherzando. Sto scherzando, degenerato. Sì, si sono visti, sì. Amedeo. Amedeo. Hai 4 minuti, Amedeo. 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 Amedeo, dove cazzo stai, Amedeo? Amedeo. Amedeo. O edema, o edema, o edema, o edema, o edema, o edema. Amedeo non c'è, è andato via. Amedeo non è più cosa mia. Amedeo. Ma io voglio, voglio la faccina, la faccina, quella che c'è su Telegram mia, la voglio anche qua. Non so come, però non so se si possa fare sta cosa. Amedeo. Amedeo. Forcoppola Amedeo. Pensa che il Forcoppola Amedeo però è la versione sfigata del Forcoppola Guy. Salva la foto da Telegram. Come cazzo si salva? Sì, ma come posso metterla qua sulle chat? Amedeo. Un minuto, Amedeo. Amedeo. Amedeo rischia. Amedeo non lo vedremo mai più in chat, probabilmente. Amedeo. Cioè, siamo 26 persone a quest'ora su Twitch, incredibile. Amedeo. No, come stemma del canale, come emotion qua, come si chiama, queste robe qua. Amedeo, 30 secondi. Amedeo. Amedeo. E riro 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 rero. Reo. Riro 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 rero. Ah, ah. Bode manca poco al film di Queen, Bohemian Rhapsody, cioè non vedo l'ora, sto gasato a 1000, c'è un hype, mi sto guardando i trailer 2500 volte. Però devono fare anche il seguito perché si fermano al primo Wembley, neanche a quello dell'86. Cioè. Ragazzi, comincio, quindi Amedeo rischia veramente grosso di uscire per un bel po' dai titolari. Vai. Tripletta 10 euro abbiamo detto. No, cosa abbiamo detto? 200 bit. Vai. Tripletta 200 bit. Che non so cosa cazzo corrisponda, ma va bene. Incredibile il Tudo. Diventa il miglior difensore come gol.
In un amen. Sì, ma devono fare il seguito, non puoi fermarti allo Wembley 85. Cioè, Wembley 86 è stata la giacca gialla, cioè, la storia. Cioè, è vero che l'85 ha fatto una performance 21 minuti di sogno, però Wembley 86 non può mancare, e anche dopo gli ultimi anni. Cioè, non esiste. Attenzione, vogliamo il triplettone adesso, ti prego. Bravo, Arturo scatenato. Terence, adesso proprio giochiamo solo per la tripletta. No, deve venire naturale, come prima, se no non segna. No, no, proprio non esce neanche, esce proprio dai radar. Mettiamo a Bubu a sinistra. Non me l'aspettavo da Amedeo questa porcata. La porcata di Amedeo, ragazzi. La classica porcata amedeiana. Il Tudo? Mamma, cosa stava segnando. Va bene così, va bene così. Mamma mia, il Tudo, ragazzi, il Tudo sta diventando